Allora, Alberto Contador, è più facile fare lo sportivo professionista o l'imprenditore? Penso che è un po' simile, no? Non è più facile lo sport imprenditore. Certo che lo sport, lo buono è che qualcuna volta sì che solo dipende da te, quando tu sei a cronometro solo dipende da te, ma quando sei in una tappa di montagna necessita una squadra, no? Anche quando tu sei imprenditore necessita una buona squadra per che la compagnia, no? Vaya avanti. Penso che tutte e due sono molto difficili. E c'è una sfida nella carriera di imprenditore che possiamo paragonare a una gara tipo il Tour de France o la Vuelta o il Giro d'Italia? Sì, per me a questo momento è Aurum, il brand di bicicletta che ho fatto, no? Insieme a Ivan Basso, e il mio Giro d'Italia, il mio tour e la mia Vuelta. E la sfida, no? E ricordo quando abbiamo iniziato il progetto, Alberto, tu vai a entrare al mercato della bici? Io sì, dice, ma è molto difficile, dico, per questo mi piace. Dico, anche era molto difficile ganare il Giro o il Tour o la Vuelta, dico, però giustamente per questo mi piace. Vediamo se con lo anni arriva bene, non arriva bene, ma penso che tutti necessitiamo una motivazione importante la mattina e per me la sfida alla mia vita a questo punto, ok, lavoro alla TV e un'altra cosa, ma la sfida è Aurum. Adesso tratto io un challenge, una sfida. Hacerte una pregunta en español. Eh, ¿Hay similitud entre la carrera de un deportista profesional y un imprenditore? Bueno, penso che alla fine sono cose diverse, ma lo che è importantissimo è tenere la stessa filosofia. Certo che al sport poi tanti anche di lavoro fisico, ma anche è di leadership, no? De liderazgo. Tu tieni che sei un leader, e tu tieni che sei un leader perché la tua squadra lavora bene per te hasta la ultima salita e tu puoi intentare prendere la vittoria. Un imprenditore necessita lo stesso, no? E lavorare con tutta la gente, che tutta la gente si senta speciale, la gente si senta motivata, la gente si senta con l'energia di dare il 100% per la compagnia. Questo non è facile. Certo che piccolo dettagli come parlare, preguntare un po' per la famiglia, se sai il nome del suo figlio, questo fa la differenza, no? Fa che non lavora unicamente per il stipendio a finale del mese, sino anche perché tiene un vincolo emozionale importante, e questo è lo stesso in una compagnia che ha un equipo ciclista. Grazie Alberto, mucha Prego. suerte. Grazie. Allora, nella joint venture che unisce l'Eckler con Aurum, che è l'azienda di Alberto Contador, c'è anche in questa joint venture c'è anche un'azienda italiana, ma soprattutto pordenonese, la Canton Colori. Con quale ruolo? Allora, noi sì, oggi ci siamo pregiati di organizzare questo evento in cui abbiamo esplicitato questa collaborazione che c'è tra il gruppo, tra la famiglia Contador, che ha anche questa gestione di biciclette che vengono verniciate, con questa multinazionale di Como, che è il nostro fornitore, che si chiama Lecrer, che opera sul territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale attraverso la Canton Colori. Quindi l'obiettivo di questa collaborazione a tre fondamentalmente era quello di portare l'esperienza, quella che nasceva in ambito competizione, quindi i colori che vengono fatti per il Giro d'Italia, per il Tour de France, per la Vuelta, per queste grandi manifestazioni, poterle applicare anche a livello più domestico, quindi di poterlo replicare a termine giusto, anche per un comune appassionato piuttosto che delle squadre di ciclismo o quant'altro. In questo interviene Canton Colori perché può aiutare chi vuole personalizzare una bicicletta, o comunque chi vuole personalizzare anche qualsiasi tipo di manufatto, con le proposte colore che nascono anche da questo mondo professionistico.
Abbiamo sentito nell'intervento di Contador e anche degli altri che il colore applicato a un telaio, il telaio in questo caso di una bicicletta, non è solo una questione estetica, ma c'è anche una questione funzionale, perché 50 grammi portati avanti per 200 km, quelli di una tappa, possono fare la differenza. Quindi anche il peso del colore applicato al telaio può fare la differenza. Esatto, quindi il problema anche in questo caso era come facciamo a fare in modo che un ciclo di verniciatura porti un peso più basso su una bicicletta, no? Andando a cambiare la tecnologia del colore stesso, no? Quindi molte volte noi pensiamo al colore soltanto come estetica, ma la matrice di base, soprattutto in campo industriale, è che ci vengono chieste delle caratteristiche che sono uniche e che devono permettere di adattarsi al manufatto che vado a fare, per cui alle volte queste caratteristiche sono il peso, come in questo caso, alle volte possono essere la protezione dalle agenti atmosferici quando parliamo di manufatti che vengono sull'esterno, altre volte possono essere l'adesione per esempio su dei supporti molto complicati come il carbonio, come il titanio, come quant'altro. Quindi il colore è emozione sotto profilo, ma è anche tanta tecnica e tecnologia, e noi come Canton cerchiamo di metterci al fianco dei clienti nell'aiutarli a selezionare la scelta migliore per loro.